Rosario D'Ottavio oggi presenta una sua nuova pubblicazione, I Savoia del Novecento da Vittorio Emanuele III a Mafalda, un libro sicuramente impegnativo, storico, che ha avuto alla base una lunga ricerca, recandosi anche sui luoghi dove hanno vissuto proprio i Savoia. Da cosa nasce questa idea e quanto è stato importante questo lavoro di ricerca? Anche questo quinto libro, tu mi conosci ormai, io sono un appassionato di storia e anche questo libro nasce da questa curiosità un pochettino di far conoscere un pochettino ai nostri amici, cioè cittadini di Agrigento, un pochettino la storia dei nostri personaggi, della storia del tempo passato, del Novecento. Chi meglio della famiglia dei Savoia? Una famiglia a cominciare da Vittorio Emanuele il re, la moglie Elena, il figlio Umberto, la moglie Maria Giuseppe e la figlia Mafalda che fu internata, che sicuramente mostrano un grande interesse soprattutto per chi non ha la conoscenza di questa famiglia. Sono stati dei personaggi storici, ma sono stati anche i nostri governanti, ma sono state soprattutto persone come noi che hanno avuto, sì è vero, la pazienza e il potere di governare, ma soprattutto sono persone che hanno le nostre debolezze. Tant'è vero che quando ho deciso di mettere nel titolo anche un mondo di luce ed ombre, c'è sottinteso che ci sono anche tanti risvolti di questi personaggi e quindi bisogna, ed è importante, ricordare la storia di questi signori perché secondo me giova a tutti ricordare. Sai, quando ci si ricorda questi personaggi la memoria si allunga e quindi difficilmente magari uno non li dimentica. Però questa è la sesta serata che faccio io ed è un libro molto apprezzato, guarda, basta guardare un pochettino, lo sfogliamo un pochettino, guarda. Ci sono tantissime foto, ma soprattutto quello che è importante è il contenuto di questo libro. Io sono sempre stato uno che ha attenzionato tre cose quando ho scritto i miei libri, che è importante per chi soprattutto legge e per capire meglio la storia del nostro passato. Quando si fa un libro è bello che sia presentabile, ricco di contenuto ma anche credibile. Per essere credibile è giusto che le ricerche devono essere ben accertate. Io ho fatto tantissime ricerche, soprattutto nei luoghi dei Savoia, dove ancora si vive ancora questa manifestazione dei Savoia, sai, dei monarchi. Paesi come Vanneria Reale, Racconigi, Pineroli, Cuneo, sono tutte città ancora dove la monarchia regnava e ancora si vive questo senso di questi Savoia. E quindi è là che io ho dovuto acquisire tantissime ricerche, soprattutto girando 28 biblioteche e portandomi un mare di documenti e tantissime fotografie, altrimenti non avrei potuto fare questo libro. Professore Tesè, lei ha curato la prefazione del libro, un suo punto di vista? Un mio punto di vista è che Rosario D'Ottavio regala un lavoro egregio, un lavoro interessante e un lavoro che stimola alla riflessione. Credo che sia opinione comune che un buon libro debba suscitare stimoli, riflessioni anche al di là, al di sopra e al di fuori dell'oggetto che tratta. Ebbene, Rosario D'Ottavio ha stimolato con questo libro coraggiosamente una serie di interrogativi, di riflessioni sul passato, ma secondo me Rosario D'Ottavio ci aiuta a pensare al futuro, ci aiuta a pensare al presente. Credo che questo libro debba essere diffuso nelle nostre scuole e col nuovo anno scolastico ci si augura in presenza, ci si possa incontrare con i ragazzi per confrontarsi su queste tematiche del secolo scorso, per far sì che gli errori del passato non si commettano più e che si possa contribuire a creare un mondo di pace, soprattutto nella giustizia e nella verità. Quindi a Rosario D'Ottavio un grazie di cuore.